presidente dei geriatri e dei gerontologi, il professor Ungar, che è collegato con noi, lo ringraziamo della disponibilità. Credo che dal colloquio con Ivano Tolettini uscirà anche qualche idea, qualche stimolo su cui io sono tra l'altro assolutamente d'accordo. Buon lavoro Ivano. Grazie Luca, buongiorno a voi tutti, buongiorno a chi ci segue da remoto e buongiorno professor Ungar. Andrea Ungar, lo presento brevemente, è presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, è ordinario di geriatria dell'Università di Firenze, oltre che essere dirigente del Dipartimento di geriatria e di terapia intensiva geriatrica dell'ospedale Carreggi di Firenze. Insomma, il professor Ungar è uno dei grandi esperti di terza età degli anziani nel nostro paese. Visto che, professor Ungar, lei è una persona estremamente pragmatica, abbiamo i tempi contingentati, partiamo da una questione pratica, tecnica che interessa a tutti. E lei si è speso molto su questo argomento. Come dovrebbe essere l'ospedale a misura di anziano? Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate, fatemi un cenno perché è importante sapere benissimo. Scusate, speravo proprio di essere lì con voi, ma purtroppo sono troppe cose da fare e quindi sono in questo momento collegato da Roma. L'argomento è ovviamente molto vasto, però cerchiamo di sintetizzare. Noi ricoveriamo moltissimi anziani, in particolare anziani ultra 75 anni, ultra 85 anni, ultra 90 anni, fragili. Purtroppo ancora oggi noi sappiamo che ricoveriamo i pazienti spesso autonomi e li dimettiamo con disabilità. Credo che in Italia i nostri anziani li curiamo bene, stiamo molto attenti, ci sono tanti medici super dediti, ma quello che ha toccato, cioè la struttura, è fondamentale. L'anziano ha bisogno di un ospedale diverso, l'anziano ha bisogno di un ospedale più bello, ha bisogno di un ospedale aperto ai parenti, ha bisogno di un ospedale dove si mangia di più e dove non si sta a letto a meno che non si sia assolutamente costretti. Faccio un esempio per essere rapidissimo. Noi tutti non ci stupiamo del fatto che esistano gli ospedali per i bambini, ospedali pediatrici. A Firenze abbiamo forse uno dei più belli d'Europa, io sono felicissimo di avere il Meyer a Firenze. Non pensiamo a quello che invece sono le necessità degli anziani ricoverati, che per tanti versi sono simili ai bambini. Quindi quando un anziano entra in un reparto di geriatria dovrebbe trovare un posto diverso, più bello, con più luce, con un refettorio, senza famigerato orario di passo, con la possibilità di avere un'alimentazione idonea. Noi sappiamo che l'anziano deve mangiare di più, quando è malato deve mangiare più proteine e invece questi sono aspetti ai quali non pensiamo. Tenerlo a letto, non dargli da mangiare, lasciarlo solo vuol dire creare disabilità. Magari curiamo benissimo la polmonite per la quale lui si è ricoverato, a parte che stando a letto non si cura bene, ma insomma diciamo che la curiamo bene, ma il paziente esce con uno stato funzionale nettamente inferiore. Questo è un punto che noi dobbiamo risolvere, che non solo peggiora la qualità di vita degli anziani, ma ci costa un sacco di soldi. Quindi ospedali a misura di anziano sono assolutamente una priorità. Ecco, venendo poi a un'altra questione tecnica. Il pronto soccorso in un ospedale che tenga conto appunto della presenza di un alto numero di anziani, come dovrebbe essere strutturato in base alla sua analisi? Questo è un altro punto di grandissima rilevanza. Intanto diciamo che da un'indagine anche SIG, SIGOT, insomma dei geriatri, gli anziani che arrivano in pronto soccorso nella grande maggioranza dei casi hanno bisogno del pronto soccorso. C'è un po' l'idea che arrivano in pronto soccorso troppo. In realtà sono i giovani che arrivano troppo in pronto soccorso. L'anziano che arriva in pronto soccorso la maggior parte delle volte sta davvero male. Detto questo, è un punto, è uno snodo chiave. Ogni minuto di pronto soccorso fa male all'anziano. Noi portiamo avanti una politica purtroppo che non sta andando da molte parti,
di una priorità di accesso dell'anziano al trattamento in pronto soccorso. A parità di codice, un giovane e un anziano, l'anziano dovrebbe essere visto prima. Deve starci il meno possibile e anche qui ha necessità di un ambiente idoneo. Ha bisogno di una persona accanto, se è possibile. Dovremmo avere delle ali di pronto soccorso a loro dedicate, perché, vedete, a 92 anni a rischio di delirium su una barella in mezzo a tutti gli altri da solo non va bene. Certo. Noi non lasceremo mai un bambino da solo in pronto soccorso che piange. Un anziano che delira è esattamente uguale a un bambino che piange. E questo purtroppo non ci smuove le coscienze come dovrebbe. E non costa tanto, non cambia molto. Anzi, costa meno. Perché un paziente che che ha un delirium in pronto soccorso perché sta lì ad aspettare, dopo sarà ricoverato molti più giorni, dovrà fare più esami. Quindi alla fine ci costa molto di più. Se non cambiamo il paradigma dell'assistenza ospedaliera, i costi diventano insostenibili. Con questi piccoli accorgimenti sono assolutamente certo, ne abbiamo anche coscienza e dati, che possiamo risparmiare e farli star meglio. Ecco, a questo proposito, professore, a che punto siamo, visto che è l'altra faccia della medaglia, a che punto siamo con l'ospedalizzazione domiciliare? Questo è un bel punto perché la casa come luogo di cura sarebbe molto importante. Prima di tutto voglio dire attenzione, perché io ho detto che l'ospedale può far male all'anziano, ma se ha bisogno dell'ospedale bisogna mandarcelo e ammetterlo. Stiamo attenti a non escludere gli anziani dagli ospedali. Quando serve l'ospedale, purché sia a misura di anziano. Tante condizioni possono essere curate a casa. Magari con un accesso in pronto soccorso, osservazione breve, 24 ore, inquadramento, dimissione a domicilio, dove però devo avere la strumentazione e la possibilità di curarlo. Noi a Firenze in pandemia abbiamo fatto nascere i gruppo rapido di intervento ospedale territorio, dove il medico ospedaliero andava in RSA Covid e abbiamo curato i pazienti Covid in RSA con una drammatica riduzione degli accessi in pronto soccorso e un miglioramento della mortalità invece che un peggioramento. Questa esperienza continua, adesso esiste a domicilio, il medico ospedaliero va a domicilio del paziente, c'è una rete di infermieri invece, fisioterapisti, assistenti sociali, tante condizioni si possono curare a casa attivate sia dalla medicina generale che dal DEA che dai reparti. Una polmonite in un paziente di 93 anni che ha solo bisogno di controlli emogas analitici, ecotorace, 2 esami del sangue e gli antibiotici in vena si può fare a casa. Abbiamo oggi la possibilità di portare a domicilio radiografia, ecografia, elettrocardiogramma, esami del sangue, emogas analisi e soprattutto la presenza di un medico che è lo stesso medico che lavora in ospedale, quindi che ha le stesse competenze e che è abituata al trattamento di questi pazienti. Io credo che sia una grande prospettiva per il futuro, prevalentemente organizzativa, perché anche questa costa meno. A Firenze, devo dire adesso, con tante difficoltà ci stiamo provando. In Piemonte, per esempio, esiste da 25 anni e nessuno lo sa, quindi è un concetto che dobbiamo sicuramente implementare nel futuro. Professore, dobbiamo correre. Altro tema che so che le sta particolarmente a cuore. Proprio a Firenze avete scritto una carta contro l'ageismo, cioè i pregiudizi nei confronti degli anziani a livello sanitario. Sì, quello che ho detto fino ad ora. Allora, l'ageismo permea tutta la nostra società, purtroppo. L'anziano discriminato solo sulla base dell'età, se non è il nostro nonno è così, se è il nostro nonno ci teniamo, se è un anziano in generale purtroppo no. E ho riunito un gruppo di esperti internazionali, la carta la trovate pubblicata su Journal Gerontology e su European Geriatric Medicine a febbraio 23, abbiamo creato un consorzio internazionale contro l'ageismo proprio per combattere questi stigmi e proprio per cercare di includere con un approccio maggiormente empatico, ma per esempio con quello che vi ho detto dei reparti e pronto soccorso, ma la stessa cosa su determinati trattamenti, inclusione nei trial dei nostri anziani.
Il movimento sta andando avanti, spero, ed è collegato anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha una Global Campaign Against Ageism che ha avuto poca presa e che speriamo possa averla di più. Quindi spero che ne sentiate parlare nei prossimi mesi. Altra questione di cui se ne è parlato anche ieri, oggi è emersa dalla relazione del professor Rosina, ieri dal direttore centrale dell'Istat Gazzelloni, del professor Filippi. L'assistenza sanitaria in Italia è organizzata e centrata soprattutto sul medico di base e il pediatra. Allora, visto che siamo una società che sta galoppando verso tassi di vecchiaia importanti, secondo lei ci sarebbe la necessità anche del geriatra territoriale? Allora, io le rispondo dicendo che c'è bisogno del geriatra, tanto per cominciare. Io sono, soprattutto per gli anziani che hanno bisogno di continuità di cura, il problema ospedale-territorio non dovrebbe esistere. Noi abbiamo un servizio sanitario nazionale che non è quello dell'ospedale e quello del territorio, è uno solo. Dobbiamo semplicemente lavorare tutti insieme con la stessa cartella. L'esempio del Girot che vi ho fatto è particolarmente bello proprio perché il geriatra ospedaliero esce dall'ospedale e va sul territorio. Ma perché dobbiamo dividere? Perché dobbiamo spezzettare il nostro paziente solo per la nostra organizzazione? Perché lui è sempre lo stesso. Quindi quando si parla di cronicità e continuità di cura, solo dire collegamento ospedale-territorio vuol dire già creare un muro, vuol dire che sono due cose diverse. Devono essere la stessa cosa. L'assistenza è la stessa, il Servizio Sanitario Nazionale è uno, siamo noi che per compiti organizzativi lo dividiamo. Quindi l'unico modo, credo, se no non ne usciamo, è unire ospedale e territorio, ma davvero con gli stessi operatori che lavorano sotto lo stesso, il grande cappello del Servizio Sanitario Nazionale, ma tutti insieme. Non possiamo pensare di sostituire il medico di famiglia col geriatra di famiglia, non ha senso. Ha senso che il geriatra sia presente quando serve e possa intervenire, ma non come consulente, come operatore del sistema. Certo. Un'ultima questione, visto che lei è toscano e abitualmente i toscani le cose non le mandano a dire. La pandemia ha messo in primo piano il ruolo chiave dei geriatri per la cabina della valutazione dei segni clinici assistenziali degli anziani più fragili. Allora le chiedo, la politica vi sta ascoltando adeguatamente o deve cambiare passo? Purtroppo no, ha detto che sono toscano, credo che si senta abbastanza. Devo dire che la gerontologia e la geriatria sono nate a Firenze dal professor Antonini, mio maestro, negli anni 50. Abbiamo una legge, che è la legge 33, approvata dal governo nel febbraio del 2023, che è una bellissima legge. Il decreto attuativo non è riuscito ad attuare quasi niente. L'importanza dell'approccio geriatrico e del cambio di paradigma di cui abbiamo parlato oggi è fondamentale per non andare a sbattere da qualche parte, perché non è sostenibile. Purtroppo ancora non siamo molto ascoltati. Un pochino di più, la pandemia ha aperto sicuramente un po' di strada, qualcosa stiamo cercando di fare, però è difficile. Grazie professore. Professor Ungar, la ringrazio molto delle considerazioni. Grazie per l'invito, grazie mille, buona giornata. Grazie.